Ricordare le tragedie del confine orientale è un impegno di civiltà e al contempo può diventare seme di pace e di crescita civile. Queste sono esattamente le parole del già citato Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, pronunciate l'altro ieri in occasione del giorno della memoria che oggi ricordiamo qui a Cervignano. In queste parole io credo ci sia la somma dei pensieri corretti, esplicitati anche nella consecuzione, nel modo in cui loro sono elencati. Si parla di seme di pace, e un seme è un qualcosa che deve crescere ed è necessario naturalmente che il seme venga coltivato, che venga coltivato correttamente, ma il seme poi, dal seme nasce una pianta, un fiore, un qualcosa che rimane quindi nel tempo. Quindi il ricordo è necessario che il ricordo sia un ricordo chiaro, non sbiadito, non riletto. Non avventuriamoci in difficili riletture della storia. La storia non va riletta, la storia va accettata così come è stata, oggettivamente così come è stata, ma dai fatti tragici che sono avvenuti nel dopoguerra in queste terre, in questa zona. Qui a Cervignano abbiamo tanti esuli che hanno portato la testimonianza di quei fatti. Ebbene, da quei fatti, da quel seme nasca una pianta rigogliosa che consegna alla storia in modo chiaro quello che è stato e che consenta di ricordare e di sottolineare il passato. Io credo che la proposta di questi giorni che è stata avanzata di lavorare per una giornata del ricordo europea sia una iniziativa importante, una giornata del ricordo europea che al proprio interno quindi abbia sia l'Italia che la Slovenia che la Croazia. E la testimonianza che già è stata ricordata della mano del nostro Presidente, che si è congiunta con quello di Pahor, del Presidente Pahor, credo che esattamente vada in questa direzione. Noi qui a Cervignano abbiamo con onestà intellettuale tanti anni fa istituito questa piazza. Abbiamo costruito questo monumento e da quell'anno, da quel giorno, abbiamo ricordato ogni anno. Crediamo che questo sia il giusto rapporto che si debba avere nei confronti di una delle tragedie della storia moderna del nostro Paese. Grazie a tutti voi che avete partecipato, grazie alle associazioni d'Arma che hanno lavorato per approntare questa cerimonia e sicuramente l'appuntamento è per l'anno 21. Grazie a tutti e buon sabato. Io saluto tutti i presenti, ringrazio l'amministrazione comunale di Cervignano, il sindaco in prima persona, tutto il consiglio comunale per averci invitato a questa cerimonia così significativa e così importante per quanto riguarda il giorno del ricordo. Il giorno del ricordo è stato istituito nel 2004, lo sapranno in molti, per ricordare le vittime delle foibe e delle altre tragiche vicende in Istria, Fiume e Dalmazia, durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale. Vorrei citare una parte del discorso del Presidente Mattarella quando disse che l'orrore delle foibe colpisce le nostre coscienze. La nostra associazione, presieduta a Udine, nel comitato provinciale di Udine, dalla dottoressa Bruna Zuccolin, porta il saluto a tutti voi, ai rappresentanti d'Arma, e assieme al vicepresidente, il dottor Bruno Bonetti, che parla degli angoli dell'isola di Trasta, di Spalato e di Zara.
la Zoccolin, la Presidente, ha parenti a Pirano. Io personalmente ho avuto la suocera di Pola e il suocero di Fiume. Ecco, oggi siamo qui per ricordare questi fatti e, come diceva il vecchio presidente dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia di Udine, Silvio Catalini, l'ingegner Silvio Catalini, nato a Zara, siamo per ricordare con sentimenti di pace, con sentimenti di fratellanza e rispettando i popoli, rispettando le lingue in una dimensione europea. Io mi auguro che questi siano i sentimenti che portano tutti noi a condividere quello che disse appunto il Presidente Mattarella, ma anche gli altri Presidenti, Ciampi e Napolitano. Mattarella ha ultimamente avuto un incontro con il Presidente della Repubblica di Slovenia, sia davanti alla foiba di Brezovica, sia davanti a un altro monumento che ricorda anche i momenti tragici del Novecento, e si sono stretti la mano. Ecco, questi sono eventi molto importanti che ci fanno pensare e che non possiamo, io la penso così, non possiamo che condividere. Si può non comprendere i fatti tragici del Novecento, si può non condividere i fatti tremendi che sono accaduti, ma penso che sia importante ricordare. Grazie a tutti. Uniamo le nostre voci in una sola preghiera perché nella luce della Pasqua si realizzi l'ardente attesa di un mondo rinnovato nella verità, nella giustizia, nel rispetto tra i popoli e nell'amore, perché nessun popolo attraversi i confini di altri per occupare, per prendere, per dominare. Preghiamo. Benedetto sei tu, Signore del cielo e della terra. Per tuo dono è germogliata in Cristo la libertà dei tuoi figli, nei solchi della pazienza e del sacrificio. Tu vuoi che gli uomini del nostro tempo mettano al centro della vita familiare e sociale il comandamento della giustizia, dell'amore, e doni loro il tuo spirito, perché siano liberi da ogni forma di oppressione e costruiscano per le generazioni presenti e future un modello giusto e fraterno di abitare la terra. Accogli nel tuo regno tutti coloro che sono morti ingiustamente. Tocca il cuore di chi ancora conserva segreti pesanti. Porta tutti verso la riconciliazione, la pace e la costruzione del futuro. A te gloria nei secoli per Cristo nostro Signore. Amen. Tutti attenti, onore ai caduti.
Sindaco, all'amministrazione, al consigliere regionale Franco Mattiussi. Siamo a celebrare in questa piccola piazza il ricordo del 10 febbraio, che ricorda l'esodo istriano-dalmata giuliano dalle terre della ex Jugoslavia. Bisogna ricordare questo evento a livello nazionale perché molti, ma molti italiani furono infoibati. Cos'è l'infoibamento? Era l'inasprimento vigliacco dei militari titini che per conquistare il territorio preso dagli italiani a qualsiasi tipo, perché sono stati infoibati bambini, donne, uomini, militari e religiosi. Per ricordare questo evento ogni anno con l'amministrazione comunale di Servigliano organizziamo questa cerimonia. La cerimonia inizia. Tutti a posto? Tutti